Aspetta, ok, guardate, un'altra. Sto girando tutti quanti nel gruppo, va bene? Ok. Oh, ma fai una con i bambini? Sì. Vai, con i bambini. No, ma... Allora, cominciamo da qua. Domenica per la prima rappresentazione della serata, c'è adesione. Dai, allora, pronti? Forte, bello, come sai fare tu, tranquilla, che andrà tutto bene, ok? Siamo un po' tesi per prima della prestazione e siamo qui. Solo gli amici della cerchia sanno i nostri veri volti veramente, perché alla fine quello che indossiamo è la maschera e entriamo nel personaggio. Che per un sol peccato io spirito eccelso entro le fiamme ardenti stanziar sempre dovrò. Buona Pasqua a tutti quanti. Buona pace. Auguri. Io sono Nicolò Toscano e faccio la parte di Belzebù nella Diavolata e devo dire che meno male dopo 2 anni che c'è stata la pandemia, quest'anno potremmo di nuovo celebrare questo rito sacro della Diavolata. Grazie a tutti. Ma non comprendo il vero! Donde nascono i tuoi furiosi trasporti? Dentro all'abisso! Contro l'estremo mal mani tutti! Ma il peggiore non potremmo provar sicuramente! O che dolerti dunque, senza cagione? Buona Pasqua a tutti, io sono Asteroth, interpreto Asteroth, sono Federico Sciacca e anche quest'anno sarà un onore poter fare questa parte e rispettare questa tradizione che abbiamo in questo meraviglioso paese. Senza cagione, nessuno si lagna.
E non ti è noto forse che risorse quel Cristo, santo nostro nemico? Allora, io faccio parte di questa rappresentazione più che teatrale, diciamo sacra, di Adrano, un dramma scritto da Anselmo Laudani nel 1851 per esattezza. Faccio parte del gruppo circa già ormai dal 2001 come attore principale della Morte. Però già nel passato ho fatto la parte dell'umanità e dell'angelo quando avevo appena 8-9 anni, 10 anni, comunque sono stato lì nel gruppo fino a 5 anni. Poi sono rimasto sempre nel gruppo perché ho fatto, diciamo, ho aiutato gli altri a recitare, ho fatto anche il suggeritore, poi piano piano sono entrato nel gruppo. La cosa che più mi piace è perché si rappresenta proprio lo spirito pasquale, ecco. Quello che è più importante è proprio questo, far capire alla gente che la risurrezione è qualcosa di particolare, qualcosa di sacro, di un evento particolare sostanzialmente. Ci tengo a dire anche che l'associazione teatrale Gruppo Dire, che sta organizzando questa Diavolata ormai da circa 7 anni, ed è un onore per noi come gruppo fare questo per il comune di Adrano. Nel passato la tradizione mi piace che si tramanda di padre in figlio ed è importante non far perdere questo, perché le tradizioni restano tali solo se c'è diciamo, l'eredità che viene trasmessa ad altri. Quindi io ho trasmesso ai miei figli questa, diciamo, passione e l'ho fatto far recitare anche loro, facendogli fare sia l'anima a mia figlia Sabrina, che l'ha fatta per 5 anni, e sia mio figlio Alessio, che l'ha fatta per altri 3 anni. Sostanzialmente è questo, quindi posso dire soltanto auguri di buona Pasqua a tutta la cittadinanza e che si passi una serena Pasqua effettivamente, finalmente, dopo 2 anni in cui ci è mancato lo spirito della Pasqua. Domenico Ingrassia, mi chiamo Domenico Ingrassia, sono l'Arcangelo Michele. Sono Rebecca Franchina e ho 9 anni, faccio l'umanità e sono molto contenta di interpretare l'umanità. Ringrazio l'amministrazione comunale e la compagnia teatrale Odiri, e poi ringrazio tutti per averci aiutati a fare la Diavolata. Buongiorno, sono contenta che mia figlia tra poco andrà in scena con l'umanità. Ringrazio tutti e vi auguro una buona Pasqua. Basta ti inganni, non val più la tua forza, orché son ringombrata e in ver la vita non lasciava il mio Dio, se angoscia preda io rimaner dovrei. Mi dica. Lei è la seconda figlia che fa l'umanità. Poi anche mio figlio ha partecipato, invece ha fatto l'Arcangelo Michele, insomma siamo emozionati, ma l'emozione c'è sempre, una tradizione che si tramanda.
te lo prendo. No, non sta cangiando. Allora ci ripassiamo un po'. Sì, come la fate? Un devoto del Salvatore, quest'anno la Pasqua finalmente l'abbiamo rifesteggiata, speriamo che tutto va bene e il mondo vivrà sempre con la pace.